Amici del futsal, benvenuti dal Pala Mega Box di Pesaro. L'Ital Service ospita l'Olimpia Verona per la 10ª giornata del campionato di Serie A New Energy. I rossignani arrivano da un pari che sa di beffa, subito all'ultimo respiro, all'ultimo secondo in casa contro l'Eco City Futsal Genzano. Dall'altra parte gli scaligeri di mister Luca Castagna arrivano da una buonissima prestazione, seppur con sconfitta, contro il Napoli Futsal, che però ha revitalizzato un ambiente che ha disperato bisogno di punti. Buonasera, benvenuti da Giacomo Florio e Giovanni Casisa, buonasera. Ciao Giovanni, benvenuto. L'Ital Service che arriva da 2 pareggi consecutivi, oggi ha un'occasione importante per mettere pressione alla zona playoff che dista solamente -1. Che partita ti aspetti quest'oggi? Partita importante per entrambe le compagini. L'Ital Service viene da un buon periodo, 3 risultati consecutivi, una vittoria e 2 pareggi, e cercherà i 3 punti in casa per scalare ulteriori posizioni di classifica. Dall'altra parte un Verona che dopo un inizio complicato ha dato segnali di risveglio, soprattutto nell'ultima gara contro il Napoli, gara difficile, persa solo per 3-1, e anche gli scaligeri devono iniziare a fare punti perché il campionato è lungo, ma la classifica inizia ad essere preoccupante. Ital Service Pesaro che porta con sé Tony Dandel, Vavà, Dener, Belloni, Luberto, Della Costanza, André Ferreira, Miguelin, De Oliveira, Murillo Schiocchet, D'Ambrosio e Putano. Risponde l'Olimpia Verona con Ricordi, Portinari, Nardi, Luca Ian, Rocha, Jorge Santos, Giannattasio, Ugas, Mazzoni, Caiche, Portuga e El Hafi. Foto di rito per le due squadre, quando poi verrà rispettato il minuto di silenzio in ricordo di Luca Casagrande, ex dirigente rossignano, scomparso purtroppo 2 giorni fa. Notizia che ha scosso il Pala Megabox e tutta la società dell'Ital Service Pesaro. Non è stato lo striscione in precedenza in ricordo di Luca Casagrande. Ci alziamo tutti in piedi per ricordare questa grande persona. Applauso dell'intero Pala Megabox, un onore appunto in ricordo di Luca Casagrande, momento toccante sicuramente, questo in ricordo di un ex dirigente. Partita che vedrà la guida di Giovanni Zannona della sezione di Ostia Lidio, di Stefania Candida della sezione di Teramo, e al cronometro Luca Serfilippi. Quando è tutto pronto per iniziare, Ital Service Pesaro contro Olimpia Verona. Pallone che sarà gestito dai padroni di casa al primo fischio di questa 10ª giornata. Inizia Ital Service Pesaro Olimpia Verona con il pallone subito in allungo per Vavà. Troppo per il numero 6 rossignano. Ricordi con le mani in avanti di Luca Ian. Vavà prova a girare, solito giro palla dell'Ital Service, sempre con Vavà. Tony Dandel scambia con Vavà, cerca spazio Tony Dandel, si appoggia sulla destra. Attenzione a Denner, pallone ancora all'indietro, può tentare il sinistro qui Murillo Schiocchet, poi Denner, quasi diventa pericoloso, anzi scusate, era Miguelin. Ovviamente si salva l'Olimpia Verona. Jorge Santos, Luca Ian scambia con Jorge Santos, la richiama Luca Ian, visto e riservito il capitano con il 10.
Kajke, Lukajan suola e poi con l'esterno in avanti a cercare Kajke sul secondo palo. Tony Dandel chiude, possibilità ora di ripartenza per l'Italservice con Dener. Va, alla fine l'Italservice preferisce la calma. Miguelin per Vavà, sempre Tony Dandel di prima, recupera Kajke, poi cerca di scodellare, alla fine trova l'opposizione del capitano dell'Italservice, rimessa laterale. Ricordi, portiere marchigiano di Senigallia va addirittura alla conclusione, che sembra più un cross, in entrambi i casi pallone fuori misura, che non richiede l'intervento della retroguardia biancorossa, con Luberto che rinvia in questo momento, servendo Tony Dandel. Miguelin con il destro, pallone che poi viene respinto da Kajke, che si fa un secondo male, no, quei colpi dolorosi. No, mancano 18:28 sul cronometro del Pala Megabox di Pesaro. Una mezza occasione l'ha già avuta l'Italservice con il sinistro da lontanissimo di Miguelin, che ora serve Dener. Pallone ancora all'indietro, sempre per Miguelin, riscambia con Dener, Lukajan su di lui, c'è un movimento, alla fine si riappoggia all'indietro, sempre per Miguelin. Tony Dandel alla fine pressato da Kajke, che sembra ancora dolorante, sbaglia il tocco, regalando rimessa laterale all'Olimpia Verona. Jorge Santos, Lukajan ha preso un po' alla sprovvista, poi battuto subito a questa rimessa laterale. Tony Dandel, pallone sulla sinistra per Vavà, che non è riuscito a controllare. Giro palla un po' pericoloso quello dell'Olimpia Verona. Lukajan preso in controtempo, stava guardando da un'altra parte, alla fine si è salvata la squadra di mister Luca Castagna. Dener arriva a intercettare il passaggio all'indietro di Portuga. Rimessa laterale sempre per Lukajan, che cerca il secondo palo per Kajke al volo, pallone che rimane lì, non è finita, Kajke riappoggia indietro, Portuga! Eccolo lì, l'1-0 dell'Olimpia Verona con Portuga, primo gol stagionale per il numero 89. Verona segna con il numero 89, Portuga. Era stato bravo Kajke, possiamo rivedere a calciare al volo, poi il pallone è rimasto lì, sempre Kajke con il sinistro dentro, poi Portuga con la punta, anticipa Luberto, fa 1-0, anzi per correttezza 0-1 al Pala Megabox. Portuga, azione che è già ripartita con Miguelin, un po' sorpresa l'Italservice Pesaro in questa situazione, con il pallone splendido di Lukajan in verticale, alla fine è rigettato dentro da Portuga, che trova il primo gol in questa Serie A New Energy, gol che al momento significa tanto. Tony Dandel, Miguelin, vediamo se risponde l'Italservice in maniera immediata. Va, Tony Dandel, anticipo di Kajke, tutto regolare, poi Dener spara alla porta contro Lukajan, si riappoggia all'indietro sempre per Vavà, che rigira per Miguelin, esce Vavà, pallone comunque arriva a Dener, entrato André Ferreira con il numero 16, attenzione al sinistro, pallone che rimane lì, si salva Ricordi, attenzione poi alla possibilità di ripartenza con Jorge Santos al centro, il pallone per Portuga, palo pieno, occasione clamorosa per raddoppiare per l'Olimpia Verona, sempre con Portuga, questa volta però sfortunato, arriva anche il time out per l'Italservice. Subito time out da parte di Fausto Scarpitti, vediamo l'azione in questo momento dell'Italservice. Verona che sembrava partito con un atteggiamento molto passivo dal punto di vista difensivo, invece una bella giocata su un fallo laterale, ottima l'imbucata di Lukajan, e poi questa ripartenza. L'abbiamo già detto, il Verona in queste ultime giornate aveva dato segnali di risveglio, questa è partita vera, e il mister biancorosso non è assolutamente contento dell'inizio dei suoi giocatori, appena chiamato in time out. Tegola in Italservice, Vavà è appena uscito sembra per un infortunio muscolare. Dici benissimo Giovanni, Olimpia Verona che aveva dato segnali importanti contro il Napoli Futsal,
Era arrivata sì la sconfitta per 3-1, ma era stata la miglior prestazione degli uomini di mister Luca Castagna. Lo stanno dimostrando, il periodo di forma è anche positivo. Ovviamente lo 0 momentaneo alla 10ª giornata in classifica sulla voce punti pesa e non poco. Il campionato però, come abbiamo detto in apertura, è ancora molto lungo. Miguelin, Portuga quasi non recupera, poi André Ferreira. Denner cerca di accelerare un pochino il numero 7 rossiniano. Denner va giù sul contatto irregolare di Luca Jan, non convinto il capitano dell'Olimpia Verona. Calcio di punizione dunque per l'Ital Service. Quando esce Tony Dandel è entrato De Oliveira. Prova a farsi sentire il Pala Megabox. Miguelin appoggia lì, poi il destro, anzi un passaggio, pallone che rimane buono per André Ferreira, deviato, rimessa laterale sempre per De Oliveira. Miguelin, André Ferreira, sempre per Miguelin. Denner, solito lavoro spalla alla porta, poi si riappoggia all'indietro. De Oliveira cerca spazio, poi Denner vuole liberare il sinistro, ancora Denner, filtra Denner, esterno della rete. C'è stata però deviazione, che era sembrato, infatti così è. Calcio d'angolo per l'Ital Service, che ha provato un pochino ad alzare i giri del motore. Pallone fuori, Denner col sinistro, non è finita, Miguelin può calciare in porta, fa partire il sinistro, pallone largo sulla sinistra di Ricordi. Sta facendo vedere in zona offensiva anche l'Ital Service. Luca Jan, pallone bellissimo in avanti, chiude però la retroguardia rossiniana, poi De Oliveira vuole liberare il destro, De Oliveira, ancora De Oliveira, non ha spazio per calciare, si appoggia da Denner. Denner col sinistro si gira, va sul destro, Denner, Rocha chiude molto bene, calcio d'angolo ancora per l'Ital Service, affidato ad André Ferreira. Pallone sul secondo palo, cercare Murillo Schiocchet col sinistro al volo, non è finita. De Oliveira, Luca Jan dice no. Ancora rimessa laterale. Belloni, Murillo Schiocchet. Pallone per De Oliveira, vediamo cosa prova a inventare il numero 18. Si riappoggia all'indietro per Murillo Schiocchet. Pallone che giunge a Belloni. Sposta sul sinistro, alla fine gira anche lui la sfera. Murillo, Belloni, 1 contro 1, cerca Rocha di contenerlo, fa bene. De Oliveira, doppio passo, De Oliveira va sul sinistro per arrivare sul fondo, chiude molto bene Caiche. Ricordi, pallone già rimesso in gioco alla ricerca di Rocha. Luca Jan, alla fine il pallone in verticale di Caiche, sostituito per Ugas, autore dell'assist nell'occasione del gol di Portuga. Murillo Schiocchet in avanti per De Oliveira, si muove anche André Ferreira, alla fine il pallone torna al spagnolo dell'Ital Service. Il tocco in avanti di André Ferreira, sbagliato alla ricerca del compagno con la maglia numero 18. Ringrazia l'Olimpia Verona quando si alza, però è la pressione offensiva della squadra di mister Scarpitti. In avanti il pallone per Portuga, controlla molto bene, spara alla porta. Portuga gestisce benissimo questo tipo di situazione, servendo Luca Jan con il destro alla ricerca di Ugas. Portuga si gira molto bene, poi accelera, attenzione a Portuga, incontenibile con il destro, calcia male. Sembra aver iniziato con una marcia in più il numero 89 dell'Olimpia Verona. Murillo Schiocchet in avanti per Belloni, a 2 tocchi ancora all'indietro. Belloni, solita andatura, 1 contro 1. Belloni cerca di rientrare, alla fine appoggia per De Oliveira, chiuso da Rocha. Pallone che però era uscito. Comunque rimessa laterale per l'Ital Service, sempre con Belloni. Murillo Schiocchet, 1 contro 1. Sinistro, il pallone girato, recupera Portuga che può scaturire il contropiede. Portuga
la porta avanti, poi Belloni lo chiude molto bene, possibilità ora di contropiede per l'Ital Service, quando c'è però la trattenuta e il fallo su De Oliveira, che ricriminava anche un cartellino giallo già battuto. Il calcio di punizione alla ricerca di Murillo. De Oliveira, sempre De Oliveira, cerca di lottare, alla fine serve Belloni. André Ferreira, ancora per De Oliveira, ancora indietro per Belloni. Murillo Schiocchet, 1 contro 1, alla fine rientra anche lui e serve all'indietro per André Ferreira, in avanti De Oliveira, di prima scambia con il compagno, Suola, Murillo Schiocchet, ancora per De Oliveira, che fa il lavoro parallelo ad Ener dalla fascia opposta, però si chiude molto bene l'Olimpia Verona. Murillo Schiocchet, Belloni con calma, l'Ital Service, De Oliveira si gira e calcia, recupero, poi ancora De Oliveira, deviazione, calcio d'angolo. André Ferreira al centro, il pallone e di testa arriva Murillo Schiocchet, che fa 10 in campionato, ma soprattutto fa 1-1. Pareggia dunque l'Ital Service Pesaro su una situazione da palla de fermo. Assist di André Ferreira, possiamo rivederlo, e di testa con il numero 21 Murillo Schiocchet fa 1-1, un gol raro nel futsal, il gol di testa. Murillo bravissimo ad anticipare tutti quanti e prendere alla sprovvista anche Ricordi, che ora va al rinvio alla ricerca di Ugas. Gol strano, Giovanni, di testa nel futsal, ma comunque importante per l'Ital Service. Sì, gol strano ma cercato. Viene da uno schema, credo, provato in allenamento, e l'allenatore del... Scusami qui Giovanni, Belloni fino in fondo, alla fine ancora calcio d'angolo. Battuto da Belloni, fuori da Tony Dandel, con la punta sfiora l'incrocio Tony Dandel. Proprio mentre André Ferreira stava battendo il calcio d'angolo, mister Castagna dell'Olimpia Verona si era accorto di questa soluzione, ha chiesto ripetutamente di chiudere il centro, la palla alta, perché aveva visto che la palla sarebbe andata a finire nella testa di Murillo Schiocchet, così è stata. 1-1 per l'Ital Service, molto molto importante. Pallone intanto in avanti per l'Olimpia Verona, a cercare Roccia, l'ultimo a toccare però è stato un giocatore dell'Ital Service, De Oliveira, se non ho visto male, rimessa laterale per l'Olimpia Verona, che aveva iniziato molto bene con le 2 occasioni di Portuga. Il palo gli ha negato la gioia del raddoppio, poi ha preso il pallino del gioco l'Ital Service. Attenzione al destro da parte di Ugas, calcio d'angolo per Giannattasio. Jorge Santos sulla banda, lì più arretrato, visto e servito. Jorge Santos rientra, va a calciare con il sinistro, alla fine fa tutto il campo e guadagna calcio d'angolo dalla parte opposta. Sarà lui stesso a batterlo. Ugas e Giannattasio fuori, Roccia invece si fa vedere, pallone al centro, alla fine esce Luberto in 2 tempi, riesce a conquistare la sfera. Murillo Schiocchet, Belloni, Tony Dandel controlla e serve Murillo Schiocchet sulla banda a cercare De Oliveira, spalla alla porta, De Oliveira alla fine litiga con il pallone, l'ultimo a toccare è stato lui, rimessa laterale per l'Olimpia Verona, si lamenta De Oliveira, hanno già battuto però la squadra di Castagna. Giannattasio, Jorge Santos, le finte su Belloni, Ugas, Giannattasio, cercato ancora Ugas, spalla alla porta, gestisce con la suola, lavora molto bene il pallone, servindo Jorge Santos che prova ad accelerare. Belloni impressionante in fase difensiva, poi arriva anche Tony Dandella ad aiutare su Giannattasio, pallone sul fondo, quando è pronto Miguelin a subentrare. 11:19 sul cronometro, ancora da giocare. Tony Dandel, Miguelin, eccolo qua, vediamo cosa inventa Miguelin. Alla fine
nulla di propositivo, riservando Murillo Schiocchetti che in due tempi riesce a servire il compagno, poi con la suola in avanti Ugas cerca di saltare Miguelin, alla fine Luberto con i piedi gestisce bene, un po' scoperta l'Olimpia Verona, attenzione a Miguelin, pallone sul secondo palo, cercare Murillo al dentro per De Oliveira, recupera l'Olimpia Verona, possibilità di contropiede con Jorge Santos, accelera Jorge Santos fino in fondo, Jorge Santos, pallone che non è uscito, anzi sì, quando c'è De Oliveira che viene richiamato dalla signora Stefania Candria, che vuole un colloquio con il giocatore in maglia numero 18 dell'Ital Service. Quando viene ammonito De Oliveira, un po' nervoso forse il giocatore dell'Ital Service, ammonito dunque il numero 18 di mister Fausto Scarpetti. Tutto pronto per riprendere, dunque sistemato anche il cartellone pubblicitario alla sinistra di Luberto. Miguelin, Tony Dandel, Murillo Schiocchetti, uno contro Jorge Santos, pallone che filtra per Dener, alla fine però il rimpallo sfavorisce l'Olimpia Verona, sarà rimessa laterale, che sembra più un calcio d'angolo da quella posizione. Per l'Ital Service, pallone fuori a cercare Tony Dandel che calcia un autentico missile che sfiora l'incrocio e termina sul fondo. Queste soluzioni da palla da fermo Giovanni sono importanti per l'Ital Service, ha trovato il gol ma anche un paio di occasioni, ha trovato la conclusione in porta. Okay. Sono soluzioni comunque da sfruttare. Sì, sono fondamentali, sono decisive soprattutto in queste partite perché la gara è complicata. C'è qui il pallone dentro, scusami Giovanni. La gara è complicata perché Verona si difende bene, ha trovato 3-4 occasioni per ripartire il contropiede, il Service deve avere pazienza e dall'altra parte il Verona deve continuare a fare la partita che sta facendo, ottima difesa, cercare di recuperare palle e ripartire. Tony Dandel, pallone per Murillo Schiocchetti che alla fine riparte da Luberto. Miguelin, Dener attaccato da Luca Jan, pallone all'indietro per Miguelin che serve dall'altra parte Tony Dandel. Dener sponda Tony Dandel. Al rinvio Ricordi a cercare in avanti Nardi. Luberto risponde a Ricordi rilanciando a sua volta in avanti, trovando però in questa situazione Dener. Miguelin, uno contro uno, Miguelin vuole il tunnel, Miguelin, possibilità di ripartenza adesso per l'Olimpia Verona con il destro larghissimo di Caiche. Rimessa dal fondo, già battuta da Luberto. Miguelin. 9-16 ancora da giocare, gira il pallone l'Ital Service con André Ferreira. Miguelin. Dener, sempre per Miguelin, con pazienza Tony Dandel, pallone che continua a girare con Tony Dandel, vertice basso, a fare un po' da metronomo. Dener, uno contro Luca Jan, lo guarda in faccia Luca Jan, alla fine si appoggia indietro da Tony Dandel. André Ferreira appoggia, pallone scambiato ancora con Tony Dandel, poi Miguelin, dentro il pallone per Tony Dandel che non inquadra la porta dopo una palla magistrale di Miguelin. Si salva l'Olimpia Verona di pochissimo, guardate il replay, pallone che sfiora il palo alla destra di Ricordi, termina sul fondo. Occasione importantissima, questa forse la più nitida per l'Ital Service, quando Nardi serve Luca Jan. Bravo Nardi a trovare un corridoio per Luca Jan che lo applaude. Però quest'ultimo che era rimasto dietro in una sorta di copertura preventiva. André Ferreira, Dener, pallone dentro per Tony Dandel. La toccata Ricordi, sarà calcio d'angolo. Bella conclusione di Tony Dandel, reattivissimo l'estremo difensore dell'Olimpia Verona. Eccolo qui inquadrato.
portiere, ricordiamo, marchigiano, ha parlato in settimana di come fosse una partita particolare per lui. André Ferreira, quando intanto calcia con il sinistro altissimo. Luca Jan, pallone per Rocha, sempre per Luca Jan, Caiche, Rocha, c'è Nardi in avanti, pallone scodellato che arriva buono per Nardi che lo riappoggia, fuori misura però il tocco di Nardi, il gigante dell'Olimpia Verona con il numero 8. Marco Belloni, André Ferreira, Miguelin, sempre per Belloni, palloni in verticale a cercare Dener chiuso da Caiche. Alla fine l'ultimo a toccare è il numero 7, maglia biancorossa, rimessa laterale. Ricordi il pallone in avanti lunghissimo, anche per il proprio compagno. Belloni con il sinistro appoggia ad André Ferreira, pallone che giunge buono per Miguelin, riscambiato a cercare André Ferreira, Rocha chiude la verticale sulla banda, rimessa laterale ancora con l'Ital Service che fa la partita. Belloni, Miguelin, pallone ancora per André Ferreira, in verticale per Dener che calcia e trova però l'opposizione ancora una volta del numero 2 in maglia gialla, ricordi. Calcio d'angolo, pallone fuori, possibilità ora di contropiede per l'Olimpia Verona, attenzione a Rocha, porta il pallone Rocha, vuole andare fino in fondo, lo scarica Nardi, possibilità ora di contropiede con Dener che però non affonda il colpo. Murilo Schiocchet, André Ferreira, appoggio da Belloni, rientra, calcia Belloni, pallone ancora una volta vicinissimo al palo della porta dell'Olimpia Verona, risultato fisso ancora però sull'1-1. Luca Jan rischia qualcosina, alla fine però non trova un compagno libero. Rivediamo intanto la giocata di Belloni che per poco non batteva basso sul palo alla sinistra di Ricordi. Eccolo qui, ancora qui una volta Belloni, Jorge Santos su di lui, Belloni allarga, Murilo Schiocchet, De Oliveira scodella sul secondo palo, arriva molto bene Rocha di testa ad allontanare il pericolo, ancora però calcio d'angolo per l'Ital Service. André Ferreira che è andato a recuperare la sfera con Murilo Schiocchet fuori dall'area. André Ferreira, pallone al centro, arriva in qualche modo Murilo Schiocchet che si appoggia senza vedere all'indietro da Luberto. Belloni, André Ferreira, De Oliveira, pallone per Belloni che alla fine lo gestisce 1-1 contro Rocha, lo risfida, alla fine si appoggia per André Ferreira, dentro De Oliveira, allarga per Murilo Schiocchet che calcia con il sinistro, trova Portuga su di lui. Ancora giro palla Rossignano, Belloni 1-1 contro Rocha, cerca il tunnel, molto bravo Rocha a contenere, alla fine la pressione di Belloni però è preziosissima, rimessa laterale guadagnata dal numero 10 che batte all'indietro per Murilo Schiocchet. De Oliveira, Murilo Schiocchet ancora, scambiano i due, alla fine il pallone arriva per il fantasista in maglia biancorossa che imbuca bene per De Oliveira, pallone che torna a Belloni che allarga per André Ferreira. Murilo Schiocchet ancora per Belloni, ancora il numero 21 De Oliveira, calcia, trova la respinta di Portuga. Esce Belloni, entra Dener. De Oliveira indietro per Murilo Schiocchet, in avanti eccolo da Dener, controlla con il destro, suola con il sinistro, poi appoggia a De Oliveira che scarica
una bordata contro Ricordi, pallone però ancora una volta largo. Calciato benissimo De Oliveira, pallone che però per la fortuna di Ricordi è uscito. Portuga qui rischia qualcosina, alla fine se la cava. Ugas, Lucayan ancora una volta in avanti, arriva De Oliveira e si appoggia da Tony Dandel. Murilo Schiocchet, ancora da Tony Dandel, pallone in verticale a cercare De Oliveira. De Oliveira alla fine non trova lo spazio, si riappoggia all'indietro da Tony Dandel che con calma cerca un compagno, lo trova in Murilo Schiocchet. Attenzione a Murilo, pallone in verticale a cercare De Oliveira, vanno giù lui e Jorge Santos, tutto buono secondo direttore di gara, può ripartire dall'altra parte Ugas, 1 contro 1, Ugas quando arriva il fischio di Stefania Candria che ha ravvisato un fallo sul numero 19 dell'Olimpia Verona, bravo nell'1 contro 1. Alla fine arriva il calcio di punizione in favore dell'Olimpia Verona, così come il time out di mister Luca Castagna richiesto time out per il Verona chiamato dal mister Castagna, che probabilmente cercherà di organizzare calcio di punizione in fase offensiva. Interessantissimo, pochi istanti fa Lucayan è l'allenatore in campo, intanto lo vedo dal vivo per la prima volta in un ruolo diverso da quello al quale siamo sempre stati abituati. Ricordiamo duelli epici quando giocava con l'acqua e sapone proprio contro il da service e giocava in posizione di pivot. Continua a dare consigli continui ai propri compagni. Quando la palla viene imbucata su De Oliveira non possiamo cambiare, ognuno rimane uomo sul rimorchio, ognuno deve seguire il proprio avversario. Dici bene Giovanni, 40 anni, classe 83, Lucayan, giocatore sicuramente più esperto, è il più importante per questo Olimpia Verona, anche il miglior marcatore della squadra di mister Castagna con 3 reti per ora in queste prime 10 giornate in campionato. Adesso calcio di punizione affidato a lui, vediamo se andrà direttamente alla conclusione, anche se a mio avviso la distanza è quasi siderale, o se cercherà uno schema la squadra giallo-blu. Eccolo il fischio, Lucayan si appoggia da Portuga che controlla con il destro, poi calcia con il sinistro, comodo l'intervento di Luberto. Calcio d'angolo però per l'Olimpia Verona, già battuto fuori per Lucayan che calcia non benissimo, la colpisce male. Chiude comunque l'azione l'Olimpia Verona, uno dei più classici degli schemi, pallone fuori e tiro al volo. Non ha colpito bene però il classe 83. Tony Dandel scambia con Murilo. De Oliveira ancora per il 21. Dener controlla con il destro, poi suola con il sinistro, questa è una delle sue caratteristiche. De Oliveira appoggia all'indietro da Murilo Schiocchet. Enrico Ricordi dice di no. Buona la giocata con la suola all'indietro di De Oliveira, scusate, alla fine Murilo Schiocchet. E Lucayan si arrabbia con il suo compagno, te l'ho detto prima, non devi cambiare. Quando arriva il blocco in attacco di Dener, 3:52 ancora da giocare, 2 falli a testa per le 2 compagini, con Lucayan, come dicevi tu Giovanni, si fa sentire in campo anche in queste situazioni da palla da fermo. Tanto qui però sbaglia il capitano dell'Olimpia Verona. Attenzione a De Oliveira, 1 contro 1, va sul sinistro De Oliveira, pallone salvato sulla linea proprio da Lucayan. Jorge Santos prova a ripartire, alla fine arriva fortissimo Dener a chiudere in fallo laterale la possibile ripartenza dell'Olimpia Verona. Fisicità mostruosa quella di Dener, è arrivato come un camion ad impedire all'Olimpia Verona di ripartire.
Ricordi supera il centrocampo, poi sul secondo palo per Portuga, che viene cercato spesso con questi palloni, queste situazioni. L'autore dell'1-0, poi raggiunto da Murilo Schiocchet. In questa situazione serve Dener, ancora per il 21, si appoggia da De Oliveira, uno dei più attivi in questa fase. Tony Dandel, Murilo Schiocchet, De Oliveira, pallone che non filtra, alla fine De Oliveira lo riconquista con la suola all'indietro. De Oliveira cerca spazio, De Oliveira, alla fine Murilo Schiocchet, pallone che arriva per Dener che controlla male. Con Ricordi al rinvio a cercare Portuga, in qualche modo riesce a controllare la sfera, poi si libera molto bene di Dener e De Oliveira, servendo Jorge Santos che si riappoggia all'indietro con l'esterno qui Luca Jan. Ha cercato una palla complicata, recupera l'Ital Service che in questa soprattutto seconda fase di primo tempo sta tenendo molto bene il campo. De Oliveira, Dener, Ricordi spaccata, pallone che rimane lì, Miguelin, ancora Ricordi, un muro quest'oggi. Doppia parata, prima su Dener, poi su Miguelin di Enrico Ricordi. Si salva ancora l'Olimpia Verona, Tony Dandel, pallone fuori da De Oliveira che si appoggia da Miguelin. Dener cerca De Oliveira che in qualche modo aggancia, alla fine l'ultimo a toccare è stato un giocatore dell'Olimpia Verona, ovvero Portuga, rimessa laterale in favore dell'Ital Service quando mancano 124 secondi effettivi ancora da giocare di questo primo tempo. Dener 1 contro 1, Luca Jan quasi sorride e lo guarda. Miguelin, alla fine il pallone all'indietro, Tony Dandel. De Oliveira spara alla porta, cerca di girarsi, appoggia all'indietro, Dener, largo, ancora una volta, il sinistro di Dener. Una Caicche che va a occupare il ruolo di laterale sinistro e Ricordi va dall'altra parte a cercare sulla banda opposta Rocha, pallone troppo lungo, ha già rimesso in gioco Luberto, servendo De Oliveira, può puntare l'uomo, alla fine si appoggia all'indietro. André Ferreira, Miguelin, solito giro palla biancorosso con De Oliveira che rischia qualcosina ma trova comunque André Ferreira. Tony Dandel, controllo, passaggio, André Ferreira, poi Miguelin, De Oliveira, 1 contro Rocha, solita andatura di De Oliveira che poi alla fine si appoggia all'indietro da Miguelin, lascia lì con la suola da Tony Dandel. Con il tunnel riesce a far filtrare questo pallone, poi Miguelin, un po' di spazio per l'1 contro 1, Miguelin si appoggia a De Oliveira, pallone che riesce a filtrare, Miguelin in area di rigore, pallone fuori, Tony Dandel spara altissimo e spreca a 57 dalla fine del primo tempo il gol del 2-1. Bravissimo De Oliveira in questa situazione, in mezzo a terra a far filtrare, poi Miguelin lucidissimo in avanti, in indietro scusate il pallone per Tony Dandel che colpisce male. Caicche scambia con Rocha, trovato Portuga, ancora Rocha con l'esterno, passa in mezzo a 2, poi serve Caicche, pallone di ritorno, possibilità ora di 2 contro 2, servito De Oliveira, arriva anche André Ferreira, visto e servito André Ferreira addosso a Ricordi. Si lamentano i giocatori dell'Ital Service per un presunto tocco di mano, non è finita però perché dall'altra parte c'è la Tortuga che calcia col sinistro. Non ha trovato lo spazio Portuga di far filtrare questo destro. Non c'è un fallo cumulativo in favore dell'Ital Service, ovvero commesso dall'Olimpia Verona. 2-3 i falli. Con Ricordi che serve Caicche in avanti a cercare sempre Portuga, tutto solo con l'esterno appoggia. Vediamo se Rocha ha un'ultima occasione, così come l'Olimpia Verona, per andare ad affondare il colpo,
ma alla fine si accontentano del giro palla con Luca Jan che la ferma e finisce qui il primo tempo tra Italservice Pesaro e Olimpia Verona. A numero 89 Portuga ha risposto Murilo Schiocchet. Risultato alla fine del primo tempo 1-1 e allora noi ci vediamo dopo per il secondo tempo. A dopo!
Siamo pronti per la seconda frazione, il secondo tempo. Bentornati dal Pala Megabox per il secondo tempo di Ital Service contro Olimpia Verona. Risultato sull'1-1. Portuga e Murillo Schiocchetti, marcatori di questi primi 20 effettivi, con l'autore del gol, del primo gol del match, che riparte servendo Jorge Santos. Ricercato Portuga in avanti, Tony Dandel lotta e chiude in fallo laterale. Luca Jan in verticale a cercare Portuga, smanaccia in qualche modo Luberto, alla fine rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona con Jorge Santos all'indietro per Luca Jan. Caiche, Portuga non trova un compagno, attenzione adesso alla possibilità di De Oliveira di andare in avanti, l'ottima chiusura però di Portuga dice di no. Tony Dandel sul secondo palo, De Oliveira la schiaccia, è stata deviazione, no, non c'è stata deviazione, dunque rimessa dal fondo per Enrico Riccordi. Jorge Santos, Luca Jan, scambiano i due, si fa vedere in avanti anche Kai, che alla fine pallone riappoggiato da Luca Jan per Jorge Santos, che cerca una giocata difficilissima con Murillo Schiocchetti, l'ultima a toccare, rimessa laterale. Già battuta in favore di Luca Jan, in avanti per Portuga, spalla alla porta, cerca di difendere il pallone, Tony Dandel. Ancora una volta, come nell'occasione precedente, mette in fallo laterale Jorge Santos. Luca Jan. Nessun compagno, ci si appoggia da Riccordi all'indietro, che controlla la connessuola e lancia in avanti a cercare il solito Portuga, che però non riesce a arrivare, o almeno a provare ad arrivare su un pallone complicatissimo. Non è il primo della gara che gli viene servito in questa maniera dall'estremo difensore dell'Olimpia Verona. Tony Dandel, Murillo Schiocchetti lascia filtrare per Miguelin. De Oliveira, Tony Dandel, De Oliveira, Murillo, Jorge Santos su di lui, pallone girato dall'altra parte per Miguelin. Luca Jan non riesce con il piede a toccare, alla fine De Oliveira appoggia ancora all'indietro. Tony Dandel, che ha avuto un'occasione colossale nel primo tempo. De Oliveira si gira, calcia! Ancora una volta risponde presente Riccordi. Para e non poco l'estremo difensore dell'Olimpia Verona, il migliore dei suoi fino a questo momento, Miguelin. Un mix tra parquet e pallone, pallone in rimessa dal fondo. Luca Jan, Jorge Santos, Tony Dandel su di lui, ci si riappoggia dal classe 83 con Caiche che rilancia in avanti, pallone che però era uscito nella metà campo dell'Olimpia. Tony Dandel servito da Murillo, gira per Miguelin, Portuga su di lui, Miguelin va sul destro, Miguelin calcia, deviazione, ancora una volta calcio d'angolo. Secondo tempo che è iniziato quasi in fotocopia della fine del primo, con l'Ital Service che preme fino in fondo l'acceleratore, però senza trovare per ora un pertugio. De Oliveira, Miguelin, pallone deviato, possibilità di contropiede per l'Olimpia, con Portuga che si appoggia all'indietro però da Luca Jan. Caiche, ancora Luca Jan con il sinistro in avanti, inventa lo spazio Luca Jan, poi Caiche lavora molto bene questo pallone controllandolo, gestendolo dietro, poi ripuntando Miguelin. Caiche con il destro, risponde Caiche alle conclusioni dell'Ital Service, pallone largo di poco meno di un metro che però non ha impensierito l'estremo difensore in maglia nera dell'Ital Service. Tony Dandel applaude a tempo, si fa sentire anche il Pala Megabox per cercare di dare una scossa in questo match.
Miguelin, De Oliveira, Tony Dandel controlla, pallone riservito al 18 che si appoggia all'indietro anche lui da Miguelin. Questa volta lui sposta sì il pallone, trova però la chiusura di Portuga. Rimessa laterale in posizione offensiva per l'Ital Service, per Miguelin, pallone dentro, Murillo Schiocchet colpisce malissimo, calcia alto il numero 21 dell'Ital Service Pesaro. Altra occasione importante non sfruttata al meglio dagli attaccanti della squadra di mister Scarpitti. Tony Dandel aveva avuto un'occasione analoga nel primo tempo, sicuramente più complicata questa rispetto a quella capitata sul destro del capitano dei rossiniani. De Oliveira, pallone combinato con Tony Dandel, un flipper alla fine, rimessa laterale. Miguelin, Nardi, su di lui Tony Dandel, riserva Miguelin, spara alla porta, si appoggia saggiamente all'indietro da Murillo. Tony Dandel, De Oliveira, ancora Miguelin, con pazienza all'Ital Service, con il pallone dentro di Tony Dandel. Idea corretta ed esteticamente bellissima quella di Tony Dandel, esecuzione però un filo troppo lunga per l'aggancio mancato di Miguelin, che ora deve andare a duello con Nardi, che lavora molto bene il pallone, poi rigettato in avanti da Caiche. Possibilità ora di transizione offensiva per l'Ital Service con De Oliveira, che però si ferma servendo Tony Dandel. Belloni ha un po' di spazio, Belloni, Tony Dandel, pallone lasciato per Murillo Schiocchet che calcia! Eccolo qua, il risultato sulla maglia, 2-1, doppietta di Murillo Schiocchet. Stava spingendo l'Ital Service da qualche minuto, Scarpitti continuava a predicare pazienza perché vedeva che pian piano le occasioni iniziavano a crearsi. Ha fatto 4 ottimi minuti dei biancorossi in questo secondo tempo, perché non è semplice attaccare una difesa schierata, assolutamente, e questo gol può essere molto molto importante. Ottimo il velo di De Oliveira, che ha liberato lo spazio per il sinistro micidiale di Murillo Schiocchet, che fa doppietta, fa 11 in campionato. Si aggrappa al suo fenomeno l'Ital Service, a Murillo Schiocchet. Merito anche del giro palla ovviamente dell'Ital Service Pesaro, che ha aperto degli spazi interessanti. Il velo di De Oliveira e da Manuele del Futsal. E poi la conclusione di Murillo Schiocchet è da fenomeno, perché ha battuto un portiere in totale giornata come Enrico Ricordi quest'oggi. Pallone in verticale a cercare ancora Murillo Schiocchet con Luca Ian che aggancia in qualche modo. Roccia, vediamo se risponde l'Olimpia Verona, se ha svegliato questo gol la squadra di mister Luca Castagna. Roccia, Nardi di prima all'indietro, Luca Ian. Davanti il pallone per Roccia. Ugas lascia lì all'indietro alla ricerca di nessuno. Attenzione a Murillo Schiocchet, 3 contro 2 potenziale. Murillo Schiocchet, serve Dener in area di rigore. Dener sterza, va giù. Calcio di punizione in favore dell'Ital Service Pesaro. E cartellino giallo per Nardi sulla sterzata secca di Dener, che ha lasciato lì sul posto il diretto avversario. Possiamo riapprezzare il 3 contro 2 dell'Ital Service Pesaro. Pallone di Murillo per Dener che sterza, sta arrivando in scivolata anche Luca Ian. Adesso calcio di punizione da poco fuori il limite dell'area, con Dener e Miguelin sul punto di battuta. Due in barriera, Luca Ian a fare da scudo. Pallone per Miguelin che calcia alto di poco. Schema semplice ma efficace quello dell'Ital Service per liberare il sinistro di Miguelin, di poco alto sopra la traversa. Lascia adesso Miguelin per far spazio a Belloni. Andrea Ferreira intanto a colloquio con Scarpitti.
Eccolo qui Belloni. André Ferreira. Murillo. Sempre Belloni, sempre Murillo. Ferreira controlla con la suola, poi si appoggia all'indietro di prima, tutto il giro palla dell'Italservice con Dener che non è riuscito a controllare il pallone in gioco. Rimessa laterale già battuta, la ricerca di Ricordi che va lungo da Portuga che lotta, alla fine il pallone smanacciato da Luberto, viene buono a Dener che lo tocca in verticale da Murillo, Schiochet con la punta, c'è stato il tocco però di Ricordi che non è convinto. Calcio d'angolo però segnalato dai direttori di gara, ha rubato un tempo di gioco. In questo caso Murillo, Schiochet, Dener calcia, Belloni per poco non trova la deviazione vincente. Ancora Portuga ad allungare la squadra. Ugas all'indietro da Lucajan. Portuga sempre per Lucajan, accelera Lucajan con il sinistro in buca, alla fine il tocco decisivo a livello difensivo è quello di Dener. Rocha, Lucajan in verticale da Portuga, vediamo cosa inventa l'89. Portuga vuole girare e calciare immediatamente, chiude molto bene però la retroguardia rossiniana. Cambio per Scarpitti, fuori Murillo, Schiochet, doppietta per lui dentro Miguelin. La ricerca invece ancora del suo secondo gol in campionato, il numero 17 dell'Italservice, Jorge Santos in buca per Portuga, colui che invece il primo gol l'ha trovato proprio quest'oggi. Jorge Santos va sul sinistro, Jorge Santos, deviazione di Miguelin, calcio d'angolo. Con Rocha sul punto di battuta, pallone sul secondo palo, Ugas al volo, deve impegnarsi Luberto, poi il pallone per André Ferreira, un po' scomodo, pallone che giunge buono per Rocha che calcia, murato però dalla difesa dell'Italservice. Rocha, Jorge Santos, Portuga, sempre per Ugas, alla fine il pallone non riesce a trovare Rocha e dunque rimessa laterale in favore dell'Italservice con Belloni. Dener lascia scorrere André Ferreira, si riappoggia da Miguelin, controlla con la suola, dentro il pallone per Dener, spalla alla porta, Dener appoggia ancora per André Ferreira, alla fine l'ultimo tocco è di Dener, sarà rimessa laterale quando è rimasto a terra il numero 7 dell'Italservice. Speriamo nulla di serio, nulla di grave per il gigante biancorosso. Si tocca il ginocchio destro quando si rifà sentire a 12:58 dalla fine il Pala Megabox. Già battuta la rimessa laterale, Rocha, Portuga ancora per Rocha, Belloni recupera, attenzione a Belloni con Portuga che recupera a sua volta. Rocha, pallone in verticale alla ricerca ancora di Portuga che calcia, deve metterci il piede Luberto. Rocha serve Portuga che cerca di filtrare con un rimpallo, passa, alla fine Belloni allontana, rimessa laterale in favore di Rocha quando Dener dà chiare indicazioni a Luberto. Caicche lì sulla banda, visto e servito, pallone girato alla ricerca di Jorge Santos, cerca la giocata Jorge Santos, se ne va Jorge Santos fino in fondo, Dener chiude con il piedone, spinge l'Olimpia. Caicche alla ricerca di Portuga, a sua volta all'insegna ancora da Caicche, poi Rocha attaccato da Dener, impari il duello fisico tra i due con Ricordi che gestisce molto bene, servendo Portuga che mette massimo ordine con il sinistro in avanti. Buon pallone per Jorge Santos che ha un po' di spazio, può controllare e girarsi, lo fa Jorge Santos in area di rigore, non ci entra, alla fine appoggia indietro ancora da Portuga che sposta, vuole andare sul sinistro, pallone di ritorno di Rocha per Portuga, deviazione
di Luberto. Ancora calcio d'angolo, quando secondo il direttore di gara però non c'è stato il tocco dell'estremo difensore. Attenzione al pallone recuperato da Caiche, che calcia un po' sbilanciato da Belloni, secondo i giocatori del Verona. Pallone alto, arriva Giovanni Zannola a colloquio con Luca Ian e mister Castagna. A colloquio il direttore di gara con i due mister, se ce lo concedete, dell'Olimpia Verona. Si lamentano probabilmente per la spinta ai danni di Caiche, ma anche per il calcio d'angolo non concesso al loro avviso netto nell'occasione precedente nella parata di Luberto. Murilo Schiocchet, Tony Dandel riscambia con il 21. De Oliveira, vediamo cosa inventa De Oliveira, libera il destro, arriva provvidenzialmente Portuga in scivolata a negare la bordata verso la porta di Ricordi, concedendo però la rimessa laterale. De Oliveira controlla con la suola, se la porta avanti, riserva Murilo Schiocchet che con l'interno prova a rimboccare, possibilità di contropiede per l'Olimpia Verona con Portuga, servito da Rocha. Si muove Caiche, Jorge Santos, si alza la pressione dell'Ital Service con Rocha, ancora Caiche, pallone per Portuga con il tacco, lascia lì, attenzione a Rocha fino in fondo, Rocha, esterno della rete. Buona la trama offensiva dell'Olimpia Verona, ovviamente, con il pallone però che termina a lato e soprattutto sull'esterno della rete, non creando nessun tipo di pericolo al portiere dell'Ital Service. Murilo Schiocchet si appoggia all'indietro, ovviamente con calma. De Oliveira passa in un modo spettacolare, serve Tony Dandel che ha una maledizione addosso. Tony Dandel non segna e grazia l'Olimpia Verona. Quando Luca Ian è andato a occupare il ruolo di pivot, chiamato Tony Dandel, ovviamente ha l'attenzione su questo tipo di giocatore. Giannattasio, Caiche, sempre per Giannattasio, ancora al 76. Luca Ian, pallone in verticale, a cercare ancora Giannattasio che lo tiene in campo, anzi no, rimessa laterale in favore dell'Ital Service. Tony Dandel, pallone girato dalla ricerca di De Oliveira che si appoggia ancora all'indietro dal proprio capitano. Murilo Schiocchet, forte Caiche su di lui, alla fine Miguelin. Ancora lui, Miguelin. Tony Dandel controlla con la suola in maniera un pochino difettosa, alla fine Miguelin si appoggia all'indietro da Luberto che non va al lancio lungo, appoggiandosi a De Oliveira. Cercato Miguelin in verticale, attenzione alla possibilità di contropiede dell'Olimpia Verona, pallone in verticale alla ricerca di Caiche, non è finita, Ugas fino in fondo con l'esterno, Caiche è dentro ancora, Ugas, pallone che rimane lì pericolosamente, non è finita ancora una volta, all'indietro Giannattasio, non arriva il tiro dell'Olimpia Verona, si salva l'Ital Service, si salva Luberto. Grande occasione per l'Olimpia Verona, questa occasione è la dimostrazione che l'Ital Service non si può accontentare di questo risultato, arrivare magari agli ultimi minuti in vantaggio di 2-1. Bene il Verona, da qualche minuto ha iniziato a spingere, Luca Ian si è affacciato anche un paio di volte in proiezione offensiva. L'obiettivo del Verona è arrivare a pochi minuti alla fine anche con questo risultato. De Oliveira intanto recupera, serve Murilo Schiocchet che si divora la tripletta, calcia largo sulla sinistra di Enrico Ricordi. Voleva forse un secondo palo, una decisione strana, soprattutto dai piedi di Murilo Schiocchet, che è andato con l'interno a mezza altezza sul secondo palo, una cosa a metà tra un tiro e un cross. Pallone in verticale di Tony Dandel che cerca di sterzare il capitano, alla fine recupera Caiche
con la suola Giannattasio, con la suola anche lui, Luca Jan, Caiche, Giannattasio, corre Caiche, Giannattasio una palla brutta di ritorno, attenzione alla possibilità di De Oliveira di contrattaccare, De Oliveira si libera lo spazio, De Oliveira si stampa sul palo il destro di De Oliveira, ancora a salvo l'Olimpia Verona. Possiamo rivedere tutto giusto il movimento di De Oliveira, bravi anche i compagni a portare via gli uomini. Eccolo inquadrato, il numero 18 De Oliveira, che però ha calciato in maniera troppo precisa, palo pieno. E 3-1 che non arriva per l'Ital Service quando iniziano a farsi parecchie le occasioni costruite da mister Fausto Scarpitti. Intanto Luca Jan non si capisce con Ugas. Andrea Ferreira, Marco Belloni controlla, c'è l'appoggio da Murillo, in verticale sempre per Andrea Ferreira, Murillo, Belloni controlla, sterza, servito De Oliveira, Murillo Schiocchet con il sinistro per Belloni. Duettano i due, alla fine Belloni un po' in difficoltà, decide di appoggiarsi saggiamente da Luberto. De Oliveira si muove in avanti, il pallone per lui, aggancia De Oliveira in maniera quasi fantascientifica, alla fine cerca una giocata da alieno con il tunnel all'indietro su Luca Jan. L'ultimo a toccare però è stato proprio De Oliveira. E dunque rimessa dal fondo, pallone lasciato lì, Luca Jan cerca di verticalizzare in maniera diretta per Portuga, rimessa laterale quando mancano 7:41. Tanto qui rivediamo l'occasione precedente dell'Olimpia Verona con Luberto che è stato bravo in questa situazione nel opporsi tra il secondo palo e Portuga, poi un errore nel trattenere il pallone, alla fine si è salvata l'Ital Service che prova a chiudere la partita con Dener. Andrea Ferreira all'indietro, Murillo Schiocchet per Belloni, aggancia in qualche modo e alla fine si appoggia all'indietro. Snodato Marco Belloni in queste situazioni. Sempre Murillo, Andrea Ferreira, Marco Belloni, pallone in verticale per Dener che gira a memoria da Murillo che controlla con il petto, poi al centro ancora una volta il pallone. Non era uscita la sfera, era stata una giocata bellissima quella di Murillo Schiocchet, senza trovare però nessun compagno sul secondo palo. Portuga, Rocha, vediamo a Rocha, l'ultimo a toccare è stato però Andrea Ferreira che lo chiude in fallo laterale. Quando Dener si lamenta del campo bagnato, del parquet, un po' d'acqua sopra, lo fa notare soprattutto a Giovanni Zannola. Giovanni, l'Ital Service che un pochino si è abbassata in questi minuti per poi risalire, ma comunque un Olimpia Verona che sta facendo la sua partita anche in questo secondo tempo, si è salvata in molte occasioni, merito anche del suo estremo difensore che però rimane comunque in partita ed è ancora molto viva. Sì, l'Olimpia Verona sta facendo la sua partita e tra virgolette è il risultato che non le dispiace in questo momento, perché i minuti sono sempre meno, magari a 3, 4, 2 minuti e mezzo alla fine mister Castagni si giocherà anche la carta del portiere di movimento. L'Ital Service aveva abbassato un attimo il ritmo, poi ha capito che non può arrivare agli ultimi minuti solo con un gol di vantaggio, perché poi il rischio col portiere di movimento è alto. Ha creato tante occasioni, ma dall'inizio dell'anno l'Ital Service crea veramente tante occasioni, ma non riesce a concretizzare. Pallone in verticale intercettato da Luca Jan che rischia un po', poi di forza passa servendo Jorge Santos. Buona la giocata di Jorge Santos, recupera però in maniera ancora più ottima Belloni. De Oliveira, ancora De Oliveira, Rocha su di lui, De Oliveira calcia addosso a Rocha. 6-10 ancora da giocare. Andrea Ferreira sul punto di battuta,
gira all'indietro da Luberto che avanza a piccoli passi, alla fine serve ancora André Ferreira. Belloni, pallone che non è uscito, tutto buono. André Ferreira, De Oliveira controlla, cerca spazio. De Oliveira con la suola si appoggia con l'esterno all'indietro da Belloni che controlla con l'esterno e serve con l'interno André. De Oliveira lascia lì Belloni, pallone che termina direttamente dalla parte opposta in rimessa laterale. Hai detto bene Giovanni, l'Olimpia Verona che ha fatto di questo risultato sicuramente la sua forza in questa partita. Un solo gol di svantaggio e 5:45 ancora da giocare, con la possibilità ovviamente di mettere il portiere di movimento. Jorge Santos in avanti da Portuga che in qualche modo tiene il pallone in campo, alla fine l'ultimo a toccare però è lui, con De Oliveira, Denner, De Oliveira. Tony Dandel, ancora da De Oliveira, in buca da Denner, spara alla porta, Denner si appoggia sempre dal numero 5, Tony Dandel con l'esterno, con l'interno scusate da Denner, a lotta con Jorge Santos, tutto buono, Jorge Santos ancora a terra, pallone verticalizzato da Denner, alla fine Jorge Santos non riesce ad arrivare neanche su André Ferreira. De Oliveira calcia, trova ancora Enrico Ricordi a dire di no. Impressionante la fisicità di Denner. Denner, Tony Dandel all'indietro, De Oliveira attaccato da Jorge Santos. Quasi in surplus Denner, allarga da André, verticale da De Oliveira che si libera, ancora De Oliveira, Portuga a terra, pallone che rimane in gioco, arriva anche Luca Jan. Alla fine è rimessa laterale tra 1000 proteste in favore dell'Ital Service Pesaro. Denner all'indietro da De Oliveira, Tony Dandel, sempre De Oliveira, uno contro Portuga, alla fine Tony Dandel, roccia su André Ferreira, tocca, rimessa laterale. Piccoli supporters dell'Ital Service Pesaro. Intanto rivediamo la giocata confusionaria di prima. 1000 proteste, nessuna decisione arbitrale, semplice rimessa laterale. Tony Dandel in verticale a cercare Denner che con la testa cerca di arrivare, poi in scivolata prova a mantenere il pallone in gioco, arriva però il time out in favore dell'Olimpia Verona. E qui Giovanni, probabilmente mister Luca Castagna si giocherà la carta del quinto uomo. Anche il settore giovanile, più piccolini lassù. Guarda, la panchina del Tal Service tutti stanno osservando le mosse dell'allenatore degli Scaligeri. Ancora non si vedono girare maglie da portiere di movimento nella panchina del Verona, ma 3:58 io penso che se non ora a brevissimo cercherà questa mossa rischiosa, azzardata, ma a questo punto la partita ci sta, per provare a strappare un risultato che sarebbe importantissimo. Arriva il suono della sirena, time out scaduto, si scalda il Pala Mega Box, cornice importante, soprattutto uomo in più dell'Ital Service Pesaro nelle partite casalinghe. Una sola sconfitta in casa quest'anno, è arrivato con la Sandro Abatavellino. Secondo tempo, forza Pesaro! Nessun uomo in più, quinto di movimento per l'Olimpia Verona, quando qui Luberto esce. Tra la paura dei tifosi dell'Ital Service, Giannattasio, Rocia, Caiche. Pallone all'indietro di Giannattasio con Caiche che lo lavora ancora per Giannattasio, che però non controlla sulla pressione di De Oliveira.
all'indietro. Murillo, Tony Dandel in verticale da De Oliveira, arriva Portuga che controlla e mantiene il possesso. Caiche, Rocha, pressione alta dell'Ital Service, pallone lungo dell'Olimpia e alla fine arriva Luberto che blocca e fa ripartire per Tony Dandel. Contro pressione dell'Olimpia Verona, pallone in verticale per Murillo. Schiocchet che non aggancia, rimessa laterale in favore dei giallo-blu, in favore degli scaligeri. Giannattasio, Caiche in verticale da Portuga. Bravissimo in questo tipo di situazione l'89 dell'Olimpia Verona. Giannattasio, ancora Portuga, ancora Giannattasio, si va da Caiche. Portuga cerca l'1-2, alla fine il passaggio è nella zona ceca, nella zona di nessuno. Arriva la chiusura provvidenziale della retroguardia rossiniana. Rocha, servito da Caiche, ancora lo scambio tra i due, pallone in verticale per Lucayan. Troppo lungo, anche per uno come lui, rimessa dal fondo. Per Luberto, lo schema anti-pressing, il numero 2, chiamato dall'estremo difensore dell'Ital Service. Arriva Portuga, forte su De Oliveira, l'ultimo a toccare è stato il giocatore giallo-blu, e dunque rimessa laterale. Murillo all'indietro da Miguelin, rischia qualcosina con l'esterno servendo Tony Dandel, pallone che rimane pericolosamente lì, l'ultimo a toccare però è stato il numero 11 Rocha. Si salva l'Ital Service da un rischio che si stava creando in maniera autonoma. Sulla pressione però alta dell'Olimpia Verona. Tanto qui Murillo, pallone che giunge direttamente in fallo laterale, eccolo. Il portiere di movimento per l'Olimpia Verona, il power play, attenzione a Lucayan, Jorge Santos. Lucayan. È Giannattasio il portiere momentaneo dell'Olimpia Verona. Lucayan, Portuga. Adesso con calma a piramide. L'Olimpia Verona con Jorge Santos che finta il passaggio e scambia con il proprio numero 10. Caiche con la sua all'indietro, Portuga, ancora Portuga e c'è il miracolo di Luberto che tiene in vita l'Ital Service, si fa anche male, ma che parata ha fatto Luberto in questa situazione di gola praticamente. È andato l'estremo difensore dell'Ital Service a negare la gioia della doppietta e la gioia del pareggio a Portuga. Sembra essersi rialzato, proprio di gola ha parato il numero 12 dell'Ital Service in maglia nera. Che lascia spazio in questi secondi finali a Puttano. Jorge Santos. Giannattasio, pallone fuori per Murillo per Lucayan ovviamente. Giannattasio, Lucayan. Sempre Lucayan. Caiche, Lucayan da Portuga, sempre il numero 10 a girare da punta della piramide di questo quinto uomo, Jorge Santos. Lucayan, Jorge Santos, Giannattasio, pallone fuori ancora per Lucayan. Caiche con la sua ancora, recupera Murillo Schiocchet, l'ultimo a toccare però è proprio Caiche che impedisce la rimessa laterale veloce a Murillo Schiocchet. Miguelin, quando è rientrato Luberto. Momento di confusione tra le panchine adesso. 44 secondi al termine di questa 10ª giornata. Ci prova fino in fondo l'Olimpia Verona con Caiche, Lucayan.
Lucayan, sempre per Caiche, Giannattasio, scambiano i due, Caiche e Lucayan, che ora gira dall'altra parte da Portuga. Jorge Santos sposta, va sul sinistro, alla fine non crossa, pallone indietro, vuole avere l'ultima chance l'Olimpia Verona per andare a colpire. Lucayan, calcia lui, pallone largo. Rivediamo, ha spostato e calciato fortissimo Lucayan, pallone di poco, uscito sulla destra di Luberto, ancora il pallone in avanti, Miguelin con il ginocchio direttamente in tribuna in fallo laterale. 8 ancora da giocare. Jorge Santos ha il possesso l'Olimpia Verona. Giannattasio, Lucayan, calcia forte Lucayan, De Oliveira, poco più di un secondo ancora da giocare. Lucayan sul secondo palo, Caiche rovesciata, Portuga non arriva e finisce qui, suona la sirena, ha vinto l'Italservice Pesaro, ha vinto 2-1, l'ha fatto rispondendo al vantaggio di Portuga con Murilo Schiocchet. Italservice Pesaro 2, Olimpia Verona 1. Vittoria sofferta per l'Italservice, anche meritata per tutte le occasioni che ha creato. Molto bene il Verona, avevamo detto se la sarebbe andata a giocare gli ultimi 2-3 minuti, ha avuto un paio di grandissime occasioni. La parata di Luberto con la gola, come l'ha definita il nostro commentatore, è stata veramente importante. Complimenti a entrambe le formazioni. Ancora una grande prestazione dell'Olimpia Verona, ancora però a quota 0 punti e 16esima in classifica la squadra di mister Luca Castagna. Dall'altra parte Fausto Scarpiti può sorridere, torna a vincere dopo 2 pareggi di fila. Dal Pala Mega Box di Pesaro, da Giacomo Florio e Giovanni Cassis è tutto. Un ringraziamento e un appuntamento ai prossimi eventi sportivi.